pedemontana trevigiana nel pomeriggio, raffiche di vento ma soprattutto grandine grande come uova hanno provocato diversi danni da Asolo a San Zenone, alberi sulle auto ad Altivole. Spaccata l'altra notte nella tabaccheria Lestiore a Treviso, i malviventi bucano la vetrata che va in frantumi, quindi arraffano il fondo cassa e scappano lasciando ovunque tracce di sangue. Ladri in azione a Casale sul Sile, nel Mirino, alcune imbarcazioni ferme nel porticciolo la notte scorsa, scorribanda in 3 abitazioni di Lughignano, malviventi messi in fuga dalle urla dei proprietari. La discussa intervista a Ring di Ciacaloco, sedicente rapper che ha girato in carcere dei video poi pubblicati sui social, le offese al sindaco di Treviso Mario Conte e il mistero di come sia arrivato un telefono in cella. Il vento fa sbattere la porta finestra, la nonna resta chiusa fuori in terrazza mentre il nipotino di 3 anni è da solo in casa. Le grida della donna attirano l'attenzione della polizia locale, è accaduto a Castelfranco. Ancora rinvii per i lavori della stazione, dovevano terminare a fine giugno, invece si protrarranno fino ad ottobre, partita la diffida a Rete Ferroviaria Italiana. Insulti omofobi e offese sotto il video pubblicato dal coordinamento LGBTE di Treviso per illustrare il percorso del Pride del 20 giugno, unanime la condanna delle associazioni. Inaugurata nella cittadella della salute di Treviso una stanza per Asia in memoria della piccola scomparsa a soli 3 mesi, un progetto nato dall'idea di mamma Elena e reso possibile grazie ad una raccolta fondi e all'associazione Il Pulcino. Buonasera e ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la nuova ondata di maltempo che nel pomeriggio si è abbattuta sulla pedemontana trevigiana, raffiche di vento ma soprattutto grandine con chicchi grandi come uova hanno provocato diversi danni da Asolo a San Zenone degli Ezzelini fino ad Altivole. Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio intorno alle 16 lungo tutta la fascia della pedemontana trevigiana, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, da Onè di Fonte a Masera. Chicchi ghiacciati, grandi come uova, hanno ricoperto in pochi minuti strade e giardini di un manto bianco. Chi ha assistito al forte temporale accompagnato da raffiche di vento e pioggia racconta di un fenomeno mai visto prima con questa violenza. Ad Asolo le raffiche e la grandine hanno fatto volare le tegole dai tetti di alcune abitazioni. Danni alle colture ma anche alle auto, al CFP di Asolo, specchietti e cristalli delle vetture andati distrutti, rotti anche i vetri delle finestre come è accaduto al centro culturale Casa dei Campanari. Un disastro. Ondata di maltempo prevista che si è abbattuta con tutta la sua violenza. Diverse le immagini pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana. In mano i chicchi di grandine a Liedolo di San Zenone, a Onè, a Crespignaga di Masera, Castelcucco, ma anche a Vittorio Veneto Nord. Ad Altivole le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante. Sono diversi gli interventi, sto recuperando insieme a voi proprio le ultime segnalazioni da parte dei vigili del fuoco che stanno operando anche a Ponte di Piave, Oderzo, a San Polo di Piave e Vazzola per la messa in sicurezza di elementi costruttivi divelti con il vento, una ventina gli uomini impegnati in diversi interventi, e queste immagini arrivano da Altivole che mostrano i grossi rami ma anche le piante che sono stati abbattuti, divelti dal vento. Come avete visto, alcuni sono finiti sulle auto in sosta. Eccole qui le immagini, vedete il grosso ramo che è stato letteralmente sradicato dalle piante. Qui i vigili del fuoco, come detto, che continuano a lavorare anche in queste ore per ripristinare la situazione. Spaccata nella notte tra lunedì e martedì alla cartoleria tabaccheria Stiore di Treviso, i ladri si feriscono durante il colpo, sparito il fondo cassa, circa 1.200 euro, il racconto del titolare del negozio. Sono stato contattato circa alle 6 del mattino dal custode qua del grattacielo alle Stiore che una persona che abita sopra il mio condominio ha visto la porta rotta. Quindi sono arrivato e effettivamente hanno creato un foro sul vetro antisfondamento, insomma sono riusciti ad aprire un varco. E, vabbè, ho chiamato i carabinieri, sono usciti, hanno fatto i rilievi perché c'erano anche macchie di sangue dappertutto, insomma la persona che è entrata si è ferita, insomma. Ed è riuscito a prendere il fondo cassa in pratica.
E purtroppo per una disfunzione dell'allarme si è attivato ma non sono partite le chiamate, quindi è riuscito anche ad affare indisturbato. Quanto più o meno vi hanno portato via? Purtroppo eravamo sui 1.200 euro di fondo cassa all'incirca. Un brutto episodio. Un brutto episodio perché sì, dovuto proprio al fatto che non è partito l'allarme, perché abbiamo anche il nebbiogeno, però non è partito proprio per la centralina di difetti, insomma abbiamo riscontrato che la centralina aveva dei difetti. Ci sono telecamere lì in zona che possono... Ci sono telecamere, sì, no, ma anche le nostre hanno funzionato, quindi abbiamo passato i filmati ai carabinieri, adesso vedranno se riescono a rintracciare la persona, insomma. Come si lavora dopo un'esperienza del genere, signor Giuriato? Ma diciamo c'è una delusione perché già l'anno scorso, una volta a settembre, una volta a dicembre, abbiamo avuto la rottura sul distributore esterno. Quindi adesso a giugno un'altra volta, insomma, non è piacevole, insomma. Ladri invece ancora in azione, questa volta a Casale sul Sile. Qualche giorno fa nel Mirino alcune imbarcazioni ferme nel porticciolo, rubati 2 motori, tagliate le cime con le barche finite alla deriva e recuperate in zona Porte Grandi. La scorsa notte invece almeno 3 le abitazioni in cui i malviventi hanno tentato di entrare in zona Lughignano, messi in fuga dalle grida dei proprietari. Sapere anche che delle persone magari non entrano in casa, però intanto cominciano ad aggirarla, a guardarla e comunque entrare nel tuo suolo, a toccare le tue cose, ti dà un po' di senso di insicurezza. Andare a letto adesso fa un po' specie. Diciamo che stai un po' più attento, quello sì, stai un po' più attento ai rumori. Denis Michelon vive con i genitori e i nonni in via Vecchia Trevigiana, in località Caberlotto, a Casale sul Sile, un quartiere tranquillo di case circondate dal verde. Una quiete interrotta la scorsa notte dal passaggio dei ladri, almeno 2 in azione, vestiti di nero con il volto travisato, in mano una torcia. Sarebbero entrati ricavando un passaggio nella rete che circonda l'abitazione. È circa mezzanotte. Denis e la madre stanno già dormendo, il padre sta per andare a letto quando avverte dei rumori strani provenire dal giardino. Si affaccia dal vetro del portoncino d'entrata per capire cosa stia succedendo. E a un certo punto ha visto un individuo che si approcingeva a arrivare al portoncino e in quel momento là ha cominciato a bussare sul portoncino urlando i ladri e là mi sono svegliato anch'io e là sono scappati per fortuna. Hanno di sicuro fatto il giro della casa perché si sono sentiti questi rumori un po' dappertutto, insomma. Stavamo cercando di capire se c'era effettivamente qualcuno in casa. E se c'era qualcuno in casa e secondo me anche se c'erano dei punti deboli di accesso. I ladri sono poi fuggiti attraverso i campi sul retro dell'abitazione, scavalcando questa rete sul terreno le orme lasciate dal loro passaggio. Probabilmente sono gli stessi soggetti segnalati in via Chiesa Conscio e quelli che poco prima, ad un centinaio di metri di distanza dall'abitazione dei Michelon, hanno tentato di entrare in un'altra villetta. In casa c'è una ragazza, sta guardando la TV, quando avverte dei rumori. Inizialmente pensa si tratti di un familiare. Mia cugina, sentendo il rumore, ha chiuso, pensavo fosse un familiare, eccetera. Chiudendo la finestra ha visto una persona scappare e poi ha intuito che erano i ladri, appunto. Colpi falliti ma che lasciano inquietudine. La famiglia Micheloni in passato ha subito diversi furti. In un'occasione il padre di Denis aveva affrontato il ladro riuscendo a bloccarlo. No, non si abituò mai. Speriamo che non tornino mai più, speriamo. Fa paura questo. Sì, perché rimane nel cuore, insomma. Truffa del finto carabiniere, l'allerta deve rimanere alta. Nelle scorse ore i truffatori hanno battuto in particolare la zona di San Vendemiano. La moglie di un nostro telespettatore in particolare ha ricevuto la chiamata di un sedicente maresciallo del comando di Treviso che ha fatto riferimento all'avvenuta clonazione di alcune targhe e poi ha chiesto se in casa ci fossero oro e gioielli. Insomma il solito copione ma con motivazioni diverse. Contattato dalla donna il marito ha subito allertato il 112. Coppia di trevigiani denunciata per estorsione e minaccia, chiedevano denaro per restituire un'auto prestata, altrimenti l'avrebbero bruciata. Se vuoi che ti restituisca l'auto mi devi dare 4.500 euro, se no le do fuoco. Un ricatto in piena regola messo in piedi da una donna di 33 anni e un uomo di 35 del Trevigiano che devono rispondere di estorsione e minaccia ai danni di un 72enne residente a Bronzolo in provincia di Bolzano. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano avrebbe conosciuto la 33enne su un sito di incontri online. A lei avrebbe prestato il SUV, ma invece di restituirlo la donna gli ha chiesto denaro minacciandolo che se
non avesse pagato, l'auto sarebbe stata incendiata. A questo punto la vittima si è rivolta ai militari di Bronzolo che in collaborazione con il nucleo operativo radiomobile di Egna e la compagnia di Bassano hanno avviato le indagini, decidendo di pianificare un incontro controllato per lo scambio di denaro per l'auto nel parcheggio del centro commerciale Grifone di Bassano. Qui, quando il 72enne ha consegnato la busta con i soldi ai due, i carabinieri che tenevano monitorata la situazione sono usciti allo scoperto, incastrando e denunciando la coppia e riconsegnando il SUV al legittimo proprietario. Se da un lato i sindaci festeggiano per la firma del decreto per l'omologazione Autovelox, dall'altro c'è chi ha ancora parecchi dubbi. Ecco le reazioni all'indomani della firma del ministro Matteo Salvini. Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini riuscirà davvero a mettere fine all'odissea legata agli autovelox? Il problema è figlio di una distinzione tecnica, la differenza tra approvazione e omologazione. Ecco quindi che il provvedimento chiarisce quali requisiti devono avere i rilevatori di velocità, come devono essere tarati e controllati. Festeggiano quindi i sindaci che proprio nei giorni scorsi avevano inviato una nota a Roma sollecitando la firma del decreto. Mette la parola fine a tanti contenziosi che si aprivano nei nostri territori soltanto perché c'era un cortocircuito normativo che confondeva autorizzazione, omologazione. Adesso il decreto fa chiarezza, stabilisce i parametri di omologazioni per gli autovelox che verranno, ma soprattutto stabilisce un elenco di impianti che sono già, seppur autorizzati, considerati omologati. Tra questi ci sono anche le tecnologie utilizzate proprio dal Comune di Treviso e tendenzialmente dai comuni veneti. Nel mio comune era un decreto atteso perché ci permette di fare chiarezza sull'utilizzo dell'autovelox. Noi abbiamo in disponibilità non dei autovelox fissi ma un autovelox mobile e ribadiamo l'importanza del loro utilizzo non per fare cassa ma per fare sicurezza. Se da un lato i primi cittadini esprimono soddisfazione, dall'altro c'è chi ancora non vede la luce in fondo al tunnel. La battaglia non si è affatto conclusa, ma ripeto, il ragionamento viene da sé, la conclusione. Se fosse stato semplicemente necessario un decreto, come mai il Ministero non l'ha fatto in tutti questi anni? Ha tentato, da quello che mi risulta, di ottenere le autorizzazioni da Bruxelles, non avendole ottenute e trovandosi in una certa situazione, hanno pensato di rimediare in questa maniera. Però ripeto, manca la certificazione metrica legale che è necessaria per tutti gli strumenti di misura. Per questo la partita dell'omologazione degli autovelox potrebbe non essere ancora del tutto chiusa. Quel che è certo è che sul fronte della sicurezza stradale c'è ancora molto lavoro da fare. L'importante è non fare cassa. La prevenzione, se mi permetto, va fatta alle scuole, come faceva la provincia di Treviso negli anni d'oro. La prevenzione va fatta ai nostri ragazzi, alle scuole, e va insegnato come si guida nelle strade nel rispetto delle regole con senso civico. Lì si fa la vera prevenzione. La discussa intervista a Ring di Ciacaloco, sedicente rapper che ha realizzato in carcere dei video poi pubblicati sui social, le offese al sindaco di Treviso Mario Conte e il mistero di come sia arrivato in cella il cellulare. Viviamo in un sistema manipolatrice, ho commesso errori, ho sbagliato e infatti ho pagato. 3 volte in carcere, 9 anni complessivi di detenzione, l'uscita dalla casa circondariale ad aprile, espulso dall'Italia e rimpatriato nel paese di origine, il Bangladesh. Ciacaloco parla a Ring, intervistato da Ferdinando Avarino dopo i video girati illegalmente in cella e pubblicati sui social con Ade e Ozuna ritenuti responsabili dell'omicidio di Francesco Favaretto e dopo i ripetuti insulti al sindaco di Treviso Mario Conte. Non chiedi scusa? Ma perché dovrei chiedere scusa se sto dicendo la verità? No, non è verità, è quello che pensi, perché è diverso. Scusa se sto dicendo le cose come stanno. No, ma come stanno dal tuo punto di vista? Cioè è la tua idea. Non sanno neanche di essere là per omicidio. Ma vabbè, cioè cosa fanno? Vivono fuori dal mondo, non sanno quello che è successo e c'erano quella sera. Il tema è, intanto c'è un video e non può esserci un video. Perché non può esserci un telefonino in una cella, quindi già è sbagliato. Poi è chiaro che... È per questo che ritorniamo al discorso, il fatto che... È solo colpa tua, lo so. Come dice lui, la galera, il carcere non è un luogo
di rieducazione, di pentimento. Nessuna scusa al sindaco, nessun pentimento per le parole espresse. Il mistero di come quel telefono sia entrato in carcere resta. Non risponde nemmeno su questo. Ritengo Treviso la mia casa, perché chiedi scusa al sindaco. È una casa dove sono stato, diciamo, bandito. Una casa dove ho soprattutto ma non è normale commettere reati. Non è normale commettere reati. Capisci il motivo per cui c'è anche una paura da parte delle persone? Non ho detto che continuo a commettere reati, questo comunque è un passato, ma è un reato avere un telefonino in cella. Rapper non Maranza, così si vuole definire Ciacaloco. Video fatti per divertimento, dice, quasi impossibile riportarlo nei ragionamenti sul piano della legalità. Un dialogo che è ripiegato sul carcere, sulla delinquenza e su come il sistema italiano, dice il sedicente rapper, condurrebbe chi è in difficoltà a commettere reati. Pensiero che è sintomo di un vittimismo, un modo di pensare che alcuni di loro possono condividere. Una volta che è un vortice, una volta che entri in quel vortice, fanno in modo che la tua vita sia finita per sempre. Ma non so, cioè non è che ti dicono devi partecipare a una baby gang, devi partecipare a una gang alle risse, devi avere il coltello in mano, in tasca, cioè insomma intanto per farla presente, io ho sbagliato nella mia vita, siamo nella miseria, siamo nel fracasso. Non c'è dubbio, tutti ci lamentiamo, quasi nessuno arriva alla fine del mese. Però non mi metto a imbracciare o altri non si mettono a prendere un coltello in mano. Momenti di tensione qualche giorno fa in un appartamento di Piazza Europa Unita a Castelfranco. Una pattuglia della polizia locale è stata richiamata dalle urla di una donna in terrazzo. Una volta chiesto cosa fosse successo, l'anziana ha raccontato di essere rimasta bloccata sul balcone a causa del forte vento che aveva chiuso la finestra. A preoccuparla però era la presenza del nipotino di 3 anni solo in casa. Gli agenti a quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione, mentre la polizia locale da fuori parlava con il piccolo per rassicurarlo. Alla fine nonna e nipotino hanno potuto riabbracciarsi, scossi, ma entrambi in buone condizioni. Ancora rinvii per i lavori della stazione, dovevano terminare a fine giugno, invece si protrarranno fino ad ottobre. Allora, loro dicevano di finire a fine giugno, è più probabile che i lavori sostanziali finiscano verso ottobre. Sono 4 mesi di differenza. Su 4 mesi di differenza, i lavori li stanno facendo loro. Quello che possiamo fare noi è cercare di marcarli stretti, sempre noi siamo quasi quotidianamente in cantiere a verificare che procedano con le lavorazioni. Così come i cittadini, anche l'amministrazione è arrivata al limite della sopportazione per il cantiere della stazione. Oltre ai lavori infiniti, il cui termine è stato ora spostato ad ottobre, c'è soprattutto da sistemare la tubazione rotta che provoca l'allagamento del sottopasso appena piove. Abbiamo fatto una diffida a accelerare questo bypass che devono realizzare per rimettere in sicurezza la regimentazione idraulica di tutto il sedime esterno della stazione che hanno alterato tranciando quel tombotto di 80 cm, quindi a breve comunque mi risulta che partiranno con questi lavori di bypass e finalmente potremo dire che il problema degli allagamenti sarà definitivamente risolto. Ma Cassugana guarda avanti alle compensazioni che potrà chiedere da qui a fine lavori. Si parla di danni per almeno 2 milioni di euro e poi ci saranno da quantificare anche quelli di immagine. Intanto le opposizioni attaccano e il consigliere Zabai, recandosi sul posto, segnala anche un altro problema. Qui mi trovo davanti al parcheggio che è dedicato anche alle persone con disabilità, con gli stalli per persone disabili, e come vedete sono tutti occupati da dei mezzi, dei lavori. Ecco, allora si dovrebbe cominciare da qui per dire di essere veramente attenti a questo cantiere, alle cose che si possono già fare come comune, quindi far rispettare per esempio la segnaletica stradale. Poi c'è la questione degli indennizi, sui quali il consigliere è scettico, e poi ancora un problema, quello degli alberi. Il comune non potrà veramente chiedere degli indennizi perché nel protocollo d'intesa con RFI non ha messo nessun tipo di penale. E questo è uno degli ennesimi casi della sciatteria e della noncuranza con cui ci si è approcciati a questo cantiere.
Anche nelle alberature che sono state messe, alcuni alberi sono già morti, altri sono stati abbandonati in piazzale da 3 giorni, ancora chiusi, incelofanati, con le piante che stanno soffrendo e stanno già morendo. Ecco, diciamo che queste, dalle cose più importanti come appunto l'accessibilità, le cose magari che sembrano minori ma che sono invece altrettanto da tenere sotto controllo, questo cantiere sta veramente deludendo tutte le aspettative dei trevigiani. Insulti omofobi e offese sotto il video pubblicato dal coordinamento LGBTE di Treviso per illustrare il percorso del Pride del 20 giugno. Unanime la condanna delle associazioni. E voi conoscete il percorso del Treviso Pride 2026? Venite con me. Un video pubblicato sul profilo social del Pride Treviso, Francesco Califano, in arte Ama Supreme, che racconta il percorso della carovana colorata che invaderà le strade di Treviso il prossimo 20 giugno. A corredo un corollario di insulti omofobi rivolti non solo al protagonista della clip, ma anche a tutta la comunità LGBTQ+. Ci dice che il Pride innanzitutto è ancora una cosa importante. Ci dice che c'è una discriminazione pazzesca di cui non ci rendiamo conto. Oggi lo vediamo nei post dei social. In realtà queste discriminazioni avvengono continuamente nei posti di lavoro, nelle scuole, nei bar. Quindi probabilmente sarebbe ora di rendersi conto che c'è ancora un problema e di affrontarlo. Commenti denigratori e offensivi che fanno riflettere su come l'omotransfobia sia un tema ancora aperto e più che mai presente. Io penso che Treviso non sia ostile nella maggior parte delle persone. Le persone non sono ostili neanche nella loro natura, però purtroppo ci sono queste minoranze di persone violente che alle volte sono violente solo a parole, alle volte purtroppo sono violente anche in altro modo, e quindi sarebbe bello che Treviso partecipasse il 20 giugno proprio per far capire che queste persone sono solo una minoranza. La condanna da parte delle associazioni: non ci lasciamo intimidire da questi attacchi, dicono dal coordinamento. Al contrario, episodi come questo rafforzano la nostra determinazione nel portare avanti rivendicazioni di uguaglianza, dignità e allargamento di diritti per tutte le persone, i valori al centro della manifestazione. Queste cose provocano dolore, le provocherebbero in chiunque, e sì, dare del dolore gratuito a un ragazzo o comunque a una comunità secondo me non ha assolutamente senso, anche perché i commenti sono pesanti, alcuni commenti vediamo che riportano tra l'altro alle guerre in atto, parlano di Islam, parlano di Iran. Ecco, io penso che siano veramente spiacevoli. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, continua lo scontro tra Gianangelo Boff, passato al movimento di Vannacci, e il sindaco di Treviso Mario Conte, che apre anche una finestra sulla sua candidatura a Roma alle politiche 2027. Da un lato il parlamentare e sindaco di Tarso Gianangelo Boff, neo-vannacciano, fuoriuscito dalla Lega; dall'altro Mario Conte, sindaco di Treviso, leghista di ferro, impredicato di andare a Roma. Il primo accusa il secondo dicendo che tradirà il suo elettorato candidandosi alle politiche del 2027, ma la risposta del sindaco non si fa attendere. La prima riflessione per Boff sia nei confronti di quei militanti sostenitori che l'hanno sempre sostenuto per diventare sindaco, per diventare commissario provinciale della Lega e poi per diventare anche parlamentare portandogli i voti. Spostarsi significa essersi serviti di quelle comunità là. Io sono pronto a fare il terzo mandato se Boff da parlamentare garantisce che la legge cambia. Serve il terzo mandato, lo avrebbe fatto anche Zaia, l'abbiamo chiesto a gran voce. I parlamentari devono darci la possibilità di fare il terzo mandato come ce l'ha lui, perché la legge è stata cambiata soltanto per i sindaci fino a 15.000 abitanti. Quindi se mi verrà data la possibilità da un punto di vista normativo di fare il sindaco per un altro mandato, io sono pronto a farlo, perché questa è l'esperienza più bella che mi sia capitata, servire la mia comunità. Tradire è la parola chiave e Mario Conte la dice molte volte in questa intervista. Sono diventato sindaco grazie alla Lega, grazie ai militanti, grazie ai sostenitori e grazie ai cittadini che non vanno mai traditi. Poi c'è l'aspetto più prettamente politico. Conte è uomo di partito e se la Lega dovesse chiamarlo direbbe obbedisco, ma nel farlo si toglie anche l'ultimo sassolino. Non sono certo io a chiedere di candidarmi, se la Lega
avrà bisogno per un obiettivo superiore, io sono a disposizione, se no continuo tranquillamente a fare il sindaco, vedremo invece Boff cosa farà, se si candiderà tra le file di Futuro Nazionale, perché se è vero che si parla di voci, è altrettanto vero che si dice che lui si sia allontanato perché non sono state date garanzie. Questo io non lo so se sia vero, ma se così fosse sarebbe abbastanza grave. Tradire la propria comunità, i militanti, i sostenitori, solo perché non ti hanno dato la garanzia di essere ancora candidato, mi pare quantomeno immorale. Però non facciamo la morale sugli ideali, su questo, se poi il cambio di casacca è solo legato a una candidatura. Ospite a Ring l'ex sindaco di Castelfranco ed ex presidente della provincia Stefano Marcon ha parlato per la prima volta del caso dei fondi elettorali. Tutto alla luce del sole, dice, nessun rischio di decadenza da consigliere regionale. Se potessi aver influenzato l'aver favorito una cooperativa di tipo B locale che inserisce soggetti fragili, che sgrava dal comune persone che li mette a lavorare e che fa risparmiare 300.000 euro il comune, la esibirei come una medaglia. Parla per la prima volta a Ring Stefano Marcon, consigliere regionale della Lega ed ex sindaco di Castelfranco, del rischio di decadere dal nuovo ruolo a Palazzo Balbi per aver ricevuto per la sua campagna elettorale 5.000 euro dalla cooperativa sociale EOS, che si è ora aggiudicata l'appalto per la gestione del verde pubblico. Marcon respinge al mittente ogni addebito. La notizia è uscita il 28 di maggio. Oggi è il 9 di giugno e al sottoscritto non è arrivata alcuna contestazione di alcun tipo. Notizia fatta uscire ad arte a ridosso del voto a Castelfranco, continua, ma lui dice ha fatto tutto con trasparenza rispetto ai 5.000 euro percepiti. Ho dichiarato alla luce del sole, dichiarati belli come si deve fare o no? La cooperativa EOS, il sottoscritto dal 18 dicembre 2025 non ha più frequentato nessuna giunta e non ha più firmato nessun documento in comune Castelfranco Veneto e tantomeno in provincia fino al 1 di febbraio, perché poi ci sono state le nuove elezioni. Il sottoscritto non ha rinnovato il contratto con la Contarina e se potessi portare una medaglia ha fatto risparmiare 300.000 euro al comune di Castelfranco Veneto attraverso una procedura di bando pubblico validata dal commissario e dai tecnici, e adesso mi trovo in questa situazione dove dicono che sono a rischio decadenza, che non è vero. Il sottoscritto non ha né dolo né malafede e non c'è il presupposto del reato. Sono cose che bisognerebbe parlare da avvocati. Avvocati, va bene. Quindi attendo di vedere che cosa eventualmente, se mi contesteranno, come mi dovrò difendere, ma su una cosa vorrei essere chiaro, è tutto in trasparenza. Tutto in trasparenza. Marcon non ha quindi paura di dover lasciare il suo posto in Consiglio regionale. Quanto alle amministrative di Castelfranco, vinte al ballottaggio da Maria Ghimenton, non ha nulla da rimproverare, dice, né a se stesso né alla compagine di centrodestra. Sarei stato più deluso se avessimo perso 70-30. C'è da dire che la sindaca Ghimenton si è presentata bene e si presenta bene. Con Luca Pozzobon hanno fatto una campagna volutamente al di sopra delle polemiche, cercando di confrontarsi nel merito delle questioni, di spendere la propria proposta elettorale, e non vi è nulla da recriminare. Quello che c'era da fare l'abbiamo fatto. Inaugurata nella cittadella della salute di Treviso una stanza per ASE in memoria della piccola scomparsa a soli 3 mesi. Un progetto nato dall'idea di mamma Elena e reso possibile grazie ad una raccolta fondi e all'associazione Il Pulcino. È tempestata di tanti piccoli uccellini che devono imparare a volare proprio come i neonati che vi saranno ospitati e una moltitudine di foglie mosse dal vento che richiamano il respiro dei bambini. È l'accogliente volto della nuova sala di attesa per i genitori e i loro bimbi ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Una stanza per Asia, questo è il nome del progetto nato dall'idea di una mamma udinese, Elena, in memoria della figlia scomparsa a soli 3 mesi e che ha trascorso parte della sua breve vita proprio in quel reparto. Volevo soltanto dire una cosa rivolta a tutti i genitori che comunque vivranno questa realtà, di non perdere mai la speranza e di sapere che comunque questa stanza è fatta proprio per potersi confrontare con gli altri genitori e che negli altri genitori potete trovare tutto il supporto e tutto il conforto di cui avrete bisogno.
Non solo una fredda sala d'attesa ospedaliera, ma un luogo familiare dove spesso si vivono emozioni forti, complicate, tra speranza e apprensione. I genitori di Asia sono riusciti a trasformare un'esperienza dolorosa per loro in un evento importante oggi per loro, ma per tutti i genitori che hanno i piccoli qui in terapia intensiva neonatale. Questo ci aiuta a migliorare l'umanizzazione delle cure, ma soprattutto a lasciare un ambiente confortevole ai genitori che possono da una parte confrontarsi e dall'altra affrontare, forse speriamo con più forza, il loro percorso, e che sicuramente aiuta anche nell'assistenza del piccolo il processo di cura. Uno spazio reso possibile grazie a una raccolta fondi e al prezioso supporto dell'associazione Il Pulcino di Albignasego, che si occupa di neonati prematuri. Abbiamo pensato di creare uno spazio dove loro possano soggiornare in modo un attimino più lieto, ecco, questa è l'idea. Come tutte le cose che sono capitate ad Associazione Pulcino, sono capitate non per caso, quindi Asia purtroppo ci ha lasciato, i genitori volevano comunque pensare a lei e quindi c'è stata veramente una sinergia che ha creato tutto ciò, quindi noi siamo veramente contenti di questo. Dal dolore più grande è nata la forza di una famiglia capace di donare speranza e vicinanza ai tanti genitori costretti a vivere la loro stessa situazione. Siamo molto contenti di questo e veramente orgoglioso io di mia moglie, ma felicissimo già a vedere una semplice targhetta in ricordo di Asia. Tantissimo. Voltiamo pagina. Sabato a Treviso vini, formaggi e grandi filiere al centro della festa delle cooperative, comparto che nelle province di Belluno e Treviso vale più di 1 miliardo. Amici, vi aspetto sabato 13 giugno a Treviso per l'8ª edizione di Scoop, il gusto del territorio. Un'intera mattinata nel centro di Treviso dedicata al rapporto tra le cooperative, il territorio, le istituzioni e i consorzi. Nessun prodotto nasce da solo, dietro ad ognuno c'è infatti una rete di persone e competenze. L'anima di Scoop, l'evento, è proprio mettere al centro le persone e le filiere che nascono anche grazie ai prodotti e alle reti che creano insieme. Il mondo della cooperazione si racconta, il mondo della cooperazione che si riunisce a Scoop, sono anni che lo stiamo facendo, siamo andati sia a Cortina per qualche anno. Io credo sia un momento importante per raccontare la storia delle cooperative, che le prime sono nate nel 1870-80, 150 anni fa. Oggi è una cooperazione da una parte agricola importante per quanto riguarda i prodotti sia lattiero-caseari che vitivinicoli, dall'altra parte il sociale con la sua forza di essere a disposizione per quelli che hanno bisogno. Per fare dei buoni cittadini ci vogliono dei buoni prodotti e dei buoni servizi, e quindi in questo territorio, oltre all'eccellenza agroalimentare, aggiungiamo anche un'eccellenza nel mondo della cooperazione sociale con tutti i servizi legati al mondo dei minori, piuttosto che la disabilità, le dipendenze, la salute mentale e tutto quello che è in qualche modo il terzo settore. Dopo le 7 edizioni a Cortina d'Ampezzo, il ritorno a Treviso assume un significato particolare. Scoop infatti torna alle proprie origini rafforzando il legame che vede nella cooperazione uno dei principali motori di sviluppo. 133 cooperative, oltre 34.000 soci e un comparto agroalimentare che rappresenta una delle espressioni più dinamiche dell'economia tra Belluno e Treviso. Un progetto comune che è quello del territorio, è quello di questa comunità che cresce proprio unendo, perché questo significa territorio, questo significa valore aggiunto. Insieme si costruisce davvero una forza per continuare a essere sempre più forti e grandi in questo spirito profondo di fare rete. 3 incontri, 3 dialoghi durante la mattinata condotti da Federico 40 alla Loggia dei Cavalieri. Per confrontarci ancora una volta, ascoltando storie, esperienze, raccontando così il meglio del Veneto e delle sue comunità. A presto. Apriamo ora la pagina con le notizie da Belluno e provincia.
Iniziamo con la cronaca, lite familiare con accoltellamento nel primo pomeriggio a Santa Giustina. Marito e moglie sono entrambi ricoverati all'ospedale, nessuno dei due è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso, al momento non ci sarebbero misure restrittive, le indagini e gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura. I vigili del fuoco di Belluno stanno intervenendo dalla scorsa notte a seguito della segnalazione del mancato rientro di un'escursionista straniera attesa nel pomeriggio di ieri in una struttura ricettiva di Alano di Piave. La donna era partita di mattina da Seren del Grappa percorrendo l'itinerario del cammino retico in direzione Schevenin. I vigili del fuoco stanno operando con personale specializzato in topografia applicata al soccorso, nuclei cinofili, operatori del sistema aeromobile a pilotaggio remoto e il nucleo elicotteri di Venezia impegnato nel sorvolo dell'area. Le operazioni si concentrano lungo il tratto montano compreso tra Frocella d'Avienne e la Val Dumela nel comune di Alano di Piave. Le ricerche si svolgono in stretta sinergia con il soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di Finanza e le forze dell'ordine. Le operazioni, come detto, sono tuttora in corso. Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Matteo, il giovane che ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto, in tantissimi per salutarlo. Tantissime moto, forse 100, forse di più, per salutare Matteo Denès, il 19enne che ha perso la vita in un drammatico incidente in località La Secca quando era proprio alla guida della sua moto. Matteo aveva un fratello e una sorella gemelli ed è stato proprio suo fratello a volere questo saluto. Ringrazio tutti per essere venuti, questo è un onore per lui e finiremo il giro come lui voleva. Hanno risposto in tanti, tantissimi, anche centauri che non conoscevano Matteo, ma che hanno voluto esserci. Tutti insieme. Una unica grande famiglia racchiusa nell'amore per le moto. E chi non era in moto attendeva fuori dalla chiesa in un piazzale che nel ricordo di Matteo si è riempito di ruote e motori. A 18 anni la vita è un cantiere aperto, è un oltre, uno sguardo già immerso nel futuro. E Matteo aveva questo negli occhi e nel cuore, una mente aperta, già pronta a disegnare il proprio domani. Lo stava attendendo la maturità, ma le sue mani già progettavano il suo futuro. E da questo ciglio della strada si alza un grido. È il grido di Bartimeo, è il grido di ciascuno di noi. Un grido che esprime rabbia, smarrimento, ma anche un disperato bisogno di luce. Quella luce che non sarà facile trovare per chi lo ha amato, ma che oggi ha scoperto che Matteo aveva e avrà più amici di quanto lui stesso sapesse, di quanto lui stesso potesse immaginare che avrebbe mai avuto. Una moto se lo è portato via, tante altre se lo porteranno con loro per sempre. Respinte a Belluno le dimissioni dell'assessore, padre di uno dei ragazzi coinvolti nell'aggressione ad un cittadino egiziano. Il sindaco Oscar Del Pellegrino ha espresso fiducia sul suo operato amministrativo, le responsabilità sono personali. Lo ha detto in una nota diffusa relativa alla scelta assunta 2 giorni fa dall'assessore Marco Dal Ponte di rassegnare le proprie dimissioni in seguito al coinvolgimento del figlio in una aggressione ai danni di uno straniero risalente allo scorso marzo. Il primo cittadino precisa tuttavia che respingere le dimissioni del collaboratore non attenua in alcun modo la gravità dei fatti accaduti nella condanna che meritano. È una decisione, aggiunto, che nasce esclusivamente dalla convinzione che le responsabilità siano personali e che il giudizio sul ruolo di un amministratore debba fondarsi esclusivamente sulla propria personale condotta e sul suo operato istituzionale. Nei giorni scorsi la polizia di Belluno, in particolare la squadra volante, è intervenuta in 2 distinti episodi che hanno visto coinvolti ancora una volta giovanissimi. Ancora, disagio giovanile. Un neomaggiorenne che stazionava all'esterno di un liceo del capoluogo è stato controllato nottetempo da un equipaggio della squadra volante della questura di Belluno. Aveva con sé una scala di ferro ed il suo atteggiamento è insospettito. Richiesto, non ha fornito spiegazioni in merito alla sua presenza,
ma aveva con sé uno zaino e indumenti sporchi di vernice. All'interno dello zaino sono stati rinvenuti bombolette spray, latte di vernice, nonché un coltellino svizzero di circa 15 cm. Il ragazzo ha ammesso di aver realizzato un graffito in segno di protesta sulle pareti esterne della palestra della scuola, assieme a una sua amica che lo stava attendendo in auto. I due avevano anche ripreso il tutto con una GoPro. Gli agenti intervenuti hanno trovato fogli nei quali avevano scritto in maniera anonima frasi di denuncia e di malcontento generale contro l'istituzione scolastica in genere. Sono stati denunciati per il reato di deturbamento o imbrattamento di cose altrui. Il ragazzo è stato altresì denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il questore ha voluto incontrare gli autori del gesto, spiegando loro che se si vuole esternare un dissenso, una protesta o una forma di disagio, ciò non può essere realizzato attraverso modalità illecite. Ne è scaturito un incontro tra ragazzi, familiari e preside che tra l'altro ha invitato i protagonisti del gesto a richiedere alle autorità scolastiche degli spazi dove poter mettere in pratica queste esigenze e comunicare con graffiti che potranno contribuire ad abbellire il plesso scolastico. Di tutt'altro significato un secondo episodio che ha visto protagonisti altri due ragazzi che hanno dato alle fiamme un cassonetto della spazzatura in pieno centro. I due, rispettivamente classe 2005 e 2006, utilizzando un accendino, hanno dato fuoco ad un bidone dell'immondizia all'ingresso del Parco Bologna di Belluno, per poi darsi alla fuga. La sala operativa della questura, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a individuare l'auto a bordo della quale i due si erano andati alla fuga. La volante li ha rintracciati e fermati, trovandoli in possesso di segnaposti del McDonald's che erano stati rubati, che sono stati restituiti all'esercizio commerciale. Gli autori sono stati denunciati per il reato di furto e per quello di danneggiamento seguito da incendio. Siamo in chiusura, è tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alla sigla, a seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.